È finita con un pareggio a reti bianche la gara Nuorese Valledoria, scontro al vertice del girone B di promozione, uno 0-0 giusto che consente alla Nuorese di conservare i 14 punti di vantaggio sui sassaresi. Adesso per i verdi-azzurri si tratta solo di attendere la matematica vittoria del campionato. La cronaca, la Nuorese parte al massimo e sfiora il gol al terzo minuto. Niedu recupera palla al limite dell'area, ma il suo traversone non arriva a Palumbo solo in aria. Il Valledoria non ci sta e risponde subito all'ottavo andando vicinissimo all'1-0. Tribuna e Carbini evitano il fuorigioco e si presentano soli davanti a Corsi che esce alla disperata e miracolosamente devia in corner. Scampato il pericolo la Nuorese riprende ad attaccare. Al decimo Biscu sugli sviluppi di una punizione battuta da Muzzoni calcia fuori. Nel rovesciamento di fronte gli ospiti mancano il vantaggio con Tribuna che servita in aria da Piredda calcia fuori da ottima posizione. È il 20°. Ma la Nuorese non ci sta, Palumbo si fa vedere al 27°, l'attaccante su assist di Muzzoni indirizza un velenoso diagonale che viene respinto da Ventuleddu. Al 30° Tribuna prova la giocata ma il suo tiro cross viene respinto di pugno da Corsi. Nella ripresa la Nuorese prova a vincere la partita, il tecnico Gianni Coccone cambia qualcosa schierando Dedola e Cocco per Niedu e Lepore. I padroni di casa vanno vicino al gol con Biscu, che servito da Palumbo entra in aria e prova a superare Ventuleddu, che però è bravo a respingere la conclusione. La Nuorese conserva l'iniziativa, una punizione velenosa dei Muzzoni, tra i migliori in campo insieme a Ruggeri, al 20° viene deviata con difficoltà in corner dal portiere. Al 27° la Nuorese rimane in 10 per espulsione di Cocco, reo di un fallo di reazione su Carbini. Questo però anziché penalizzare la Nuorese le dà una spinta nervosa in più. Al 31° una pericolosa conclusione di Muzzoni lambisce il palo. Il Valledoria si fa vedere una sola volta nella ripresa dalle parti di Corsi con Tenerelli, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Falchi subentrato a Palumbo dà vivacità all'attacco. Al 38° salta due uomini e serve Dedola che dal limite calcia a botta sicura ma Ventuleddu sventa in due tempi. È il 38°. Nel finale l'ultima opportunità della gara è per la Nuorese, ma Falchi in mischia non trova la conclusione vincente.